Conferiamo a Giulia Cecchettin, nata a Padova il 5 maggio del 2001, la laurea in ingegneria biomedica e con questo rilasciamo il diploma. Congratulazioni Giulia. Dottoressa Giulia Cecchettin. Avrebbe sorriso Giulia indossando la corona d'alloro con il nastro rosso. Avrebbe stretto forte tra le mani il suo diploma di laurea, frutto di studio e impegno. Al suo posto ci sono papà Gino, la sorella Elena e il suo fratello Davide, commossi e orgogliosi, come Giulia sarebbe stata orgogliosa di se stessa. La immaginiamo così, mentre l'aula magna del Bo si riempie di applausi per questa studentessa a cui è stata strappata la vita. Giulia non c'è, ma ci sono la sua forza, la sua determinazione, riconosciuti con la laurea alla memoria, conferitele con gli onori che spettano ai grandi. Giulia era un primo violino, ovvero primo violino per noi docenti è il punto di riferimento quando facciamo lezione. Quindi individuiamo sempre una studentessa o uno studente che tra tutti può darci un feedback. Bene, Giulia era al primo violino. 11 esami superati nel 2023 e la scrittura della tesi dopo aver vissuto il dolore della perdita della mamma. Un elaborato sullo stato dell'arte e dello sviluppo dei costrutti innovativi per la rigenerazione dei tessuti della trachea. Uno studio pensato dopo aver visto gli effetti del Covid. Quello che mi ha colpito di Giulia è stato il suo modo di fare, estremamente corretto, il suo impegno, un impegno serio e costante, e il suo atteggiamento gentile e attento verso gli altri. A Giulia verrà intitolata l'Aula Studio GIE del Dipartimento di Ingegneria di Via Gradenigo. Lo ha annunciato il direttore Gaudenzio Meneghesso, che rivolge un monito a tutti i professori. Dobbiamo tenere uno sguardo empatico sulle figlie, sulle ragazze, sulle donne della nostra società e nello stesso tempo posare lo stesso sguardo e aprirci all'ascolto verso i ragazzi e cercare di capire quando stanno attraversando momenti e situazioni difficili e andargli immediatamente incontro. Il nostro compito questo. La ministra dell'Università Anna Maria Bernini ha ricordato le parole di Gino Cecchettin. Speriamo che questa pioggia possa nutrire il terreno delle nostre vite, possa fare germogliare frutti e che questi frutti siano l'amore, la pace e il perdono. Dottoressa Giulia Cecchettin, ora questa laurea è tua, lo era già quel 16 novembre quando tutti speravano di vederti entrare in aula per la discussione.